abbiamo la seconda parte della serata e vi preannuncio che è una serata davvero magica. Tanto per cominciare faccio una piccola pausa pubblicità e ringrazio gli sponsor e quindi ringrazio moltissimo Grafica Veneta, grazie. So che è presente in sala, ringrazio molto Videolook e il Bello delle Donne perché mi hanno aiutato in questa serata. E infine ringrazio il Consorzio di tutela del formaggio Grana Padano, in modo particolare perché ci ha preparato questa serata che vedremo adesso, quindi ha sponsorizzato il concerto di questa sera. Sento già che stanno preparandosi, rimarrete veramente stupiti nel vederli, nell'ascoltarli, perché innanzitutto sono giovanissimi, prima abbiamo visto un piccolo assaggio, hanno un'energia incredibile, hanno una grandissima competenza perché studiano tutti al conservatorio e ci hanno preparato una serata di grande energia, di grande musica, di pezzi molto riconoscibili. Sto ascoltando con un orecchio se sono pronti, perché sono molti. Faccio 2 passi indietro anche per guardare dietro le quinte di modo tale che mi diano là, perché non possiamo aprire prima che siano sistemati. E intanto vi dico chi sono. La Gaga Symphony Orchestra è un progetto dell'Associazione Culturale Gaga Symphony di Padova. È un ensemble creato, costituito e gestito interamente da giovani musicisti sotto i 30 anni, fra i quali ci sono professionisti dagli eccellenti curricula artistici, ma anche molti studenti diplomandi, quindi ragazzi che stanno ancora studiando, dei conservatori di tutto il Veneto. Sono 60 e quindi moltissimi e sono, credo, pronti. Sono pronti? Siamo pronti. Signore e signori, la Gaga Symphony Orchestra.
signori, e benvenuti ufficialmente al concerto della Gaga Symphony Orchestra. Per noi è un vero onore essere stati invitati qui stasera alla cerimonia di consegna del Premio Leone del Veneto. Ogni volta che suoniamo al Teatro Verdi ci sentiamo un po' a casa, tuttavia è sempre una grande emozione suonare in un teatro così gremito. Perché anche voi, caro pubblico, con il vostro calore, contribuite alla buona riuscita dello spettacolo. Abbiamo iniziato scaldando da subito l'atmosfera con alcuni tra i più grandi successi dell'epoca d'oro delle piste da ballo, i mirabolanti anni '80 di Rocky e Flashdance, di Cyndi Lauper e dei Village People. Ora continuiamo con un medley dedicato alla regina indiscussa del pop, Louise Veronica Ciccone, meglio nota come Madonna. Per voi, Don't Cry for Me Argentina, Gimme Your Lovin', La Isla Bonita, Like a Virgin, Like a Prayer, 4 Minutes, Frozen e Hang Up. Chiamo sul palco il nostro direttore Simone Tonin e buon ascolto.
del pop, Madonna. Ed ora, siete pronti a sradicare le poltroncine? Perché è arrivato il momento della nostra personalissima Winter Compilation. Eseguiremo nell'ordine Dangerous di David Guetta, Thinking Out Loud di Ed Sheeran, Cold Cold Man dei Same Hotel e infine I'm an Albatross di Aaron Schubert. Ed ecco lo scoppiettante direttore Simone Tolini che fa il suo ingresso in scena. Buon ascolto, restate sempre sintonizzati su Radio GSO International.
e magari ci regali qualcos'altro. Allora il bis va chiesto un po'. Allora aspettate, intanto concludiamo, poi facciamo una richiesta di bis. Grazie Simone e grazie a tutta la Gaga Symphony Orchestra. Soddisfatto? Io sono Com'è andata? emozionato ed entusiasta Bene. perché restando in tema di musica siamo riusciti a mettere insieme una bellissima sinfonia. Meraviglioso. La creatività, la tenacia, l'ingegno, l'impegno dei nostri veneti che abbiamo e soprattutto il grande cuore della solidarietà veneta. Ecco, abbiamo messo tutti questi ingredienti e credo che abbiamo creato una bellissima serata. Ho detto prima, premiando i Leoni del Veneto di stasera, ma come quelli degli anni precedenti, abbiamo cercato di riconoscere queste caratteristiche dei nostri veneti, che sono le caratteristiche di tutti voi che siete qui presenti stasera, e vi ringrazio di aver partecipato a questo evento. Io devo ringraziare poi l'ufficio di presidenza e il consiglio regionale che mi hanno sempre sostenuto, i consiglieri anche qui presenti, a cominciare dal sempre presente Carlo Alberto Tesserin, che è il nostro decano. Grazie Carlo Alberto. E abbiamo un altro appuntamento prossimo e invito tutti quelli che vogliono partecipare, prenotatevi velocemente il 23, prossimo 21, lunedì 23 marzo, presso la Fenice di Venezia. Nell'ambito delle celebrazioni dei 100 anni della Grande Guerra avremo una serata speciale con l'orchestra del Conservatorio Benedetto Marcello, appunto di Venezia, dal quale conservatorio è uscito anche Pino Donaggio. Comunque grazie di essere venuti stasera. E ricordiamo anche che c'è un quarto leone, che è Don Ciotti. Sì, quarto leone che consegneremo in Consiglio regionale sabato 28 marzo. Una cerimonia diciamo contenuta e un po' riservata, ma lo consiglieremo anche a lui, che è simbolo anche della grande solidarietà da parte sua e delle associazioni che ha creato. Grazie di tutto, grazie di aver partecipato.